E siamo giunti alla terza corsa di questa serata, il premio Unosi Sportiva in Città, una dotazione, una bella moneta di 8.800 euro, corsa riservata a cavalli europei di 3 anni, vincitori da 2.000 a 12.000 euro in carriera. È una corsa, come vediamo, con l'autostart sui 1660 metri e mette in evidenza alcuni cavalli di notevolissimo spessore e comunque di grande anche prospettiva. Li andiamo a leggere. Con il numero 1 Ivisaur con Fabio Scatolini, il numero 2 Easton Q non è partente, quindi andiamo al numero 3 di Ida Trio, interpretata questa sera da Antonio Di Nardo. Con il numero 4 I Am Comet Manuel Pistone, il 5 è Iceberg ST con Marco Stefani, il numero 6 Ice Lady B VP dell'Annunziata, in seconda fila da solo Itaki Jet con Alessio Di Chiara. La macchina si sta avvicinando a quello che è il momento dello start, quindi sta sviluppando il suo percorso nella curva che immette appunto davanti alle tribune per quello che sarà il momento dell'avvio. I cavalli sono più o meno allineati, c'è un cavallo che è già in lottura che non riesco in questo momento a individuare, comunque la più veloce a partire, come tutti si aspettavano, è I Am Comet, dietro di lei subito la figura di Iceberg ST che cerca la seconda posizione, era andata di galoppo Ida Trio che rimane in ultima posizione, quindi I Am Comet come da aspettative si mette davanti a tutti, e seguita da Iceberg ST che era il concorrente, il nemico dichiarato per questa terza corsa del convegno. I primi 200 metri sono in 15-3, quindi non c'è stato strappo particolarmente importante, e poi tutti gli altri che seguono con ovviamente l'andatura che andrà a rivedere un po' la velocità al ribasso, perché non c'è bisogno di correre quando le posizioni ormai si sono consolidate, si andrà poi a riaccelerare in altri momenti verso la corsa. Infatti abbiamo un 16-2 per un 31-5 complessivo e la comitiva ben disposta in fila indiana si porta a compiere il suo percorso di 200 metri di quella che è la curva che mette nuovamente davanti alle tribune. Quindi abbiamo sempre I Am Comet davanti, dietro di lei come abbiamo già citato Iceberg ST, poi abbiamo il numero 1 di Ivisaur seguito dal numero 7 di Itaki Jet, poi Ice Lady B, compagna di scuderia della leader, e poi Ida Trio rimessa da Antonio Di Nardo. 800 metri in 1, 3 e 2, siamo sulla piede dell'1.19, quindi molto tranquillo il trasferimento. Improvvisamente sbaglia l'andatura e viene ovviamente ritardata da questo, sbaglia. Numero 4 I Am Comet viene squalificato e se ne va quindi da solo Iceberg ST. Sapete, una sorpresa assoluta questa improvvisa rottura. A questo punto Iceberg ST se la dà a gambe, ci sono tantissime lunghezze tra Iceberg ST e Ivisaur che al secondo posto sono rimasti in 4 in gara, prova a recuperare da lontanissimo ma non può più fare nulla Ida Trio, ma è davanti da solo Iceberg ST che quindi dopo che se l'ha data a gambe 14-1, un parziale importante della retta delle scuderie, compie in questo momento anche la curva in 14-6, ha tantissimo spazio di vantaggio, quindi Marco Stefani deve solo contare i metri che lo dividono dal palo e portare al successo questo bellissimo cavallo Iceberg ST, questo maschio da Nadal Shiba che vince facilmente questa corsa in 1.16.4, 2.2.4 è il tempo complessivo, 29.2 a chiudere per questa vittoria di Iceberg ST, figlio dicevo di Nadal Shiba e Nancy OK, guidato da Marco Stefani per Mauro Barroncini della scuderia Warriors che si aggiudica la terza corsa. Andiamo a vedere in slow motion gli altri cavalli che sono giunti sul palo, quindi primo numericamente il numero 5 che abbiamo visto, a seguire il numero 1 di Ivisaur e poi il numero 6 di Ice Lady B.